Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qui a vedere un'altra partita della Coppa del Mondo. Oggi vedremo la partita con il risultato decisivo più veloce, ovvero la partita più corta che sia terminata con una vittoria o una sconfitta. Sappiamo che a questi livelli è molto difficile in una Coppa del Mondo vincere velocemente, ma la partita che andremo a vedere si è conclusa in sole 20 mosse. C'è una partita che è stata vinta con ancora più velocità da Fabiano Caruana, ma non è stata una partita vinta interamente alla scacchiera perché dopo 15 mosse, per via di un tampone sanitario il cui risultato è arrivato in ritardo, l'avversario di Caruana è stato trovato positivo al coronavirus e quindi è stato fatto perdere a forfait ed è stato messo in quarantena nell'hotel con conseguente vittoria di Caruana dopo 15 mosse, ma non andremo a vedere questa partita perché era ancora tutta da giocare nella posizione finale. Oggi vedremo una partita tra Alexander Onishuk, un giocatore statunitense, contro Sali Akar, un giocatore iracheno, in cui c'è una certa differenza di forza sulla carta, ma appunto vincere una partita così brillante in così poco tempo è stato sicuramente un capolavoro per Onishuk. Vediamo che cosa è successo. Ok, nella partita Onishuk aprì con D4, dopo D4, cavallo F6, ha giocato il nero, cavallo F3 e 6. A questo punto C4, ecco qua, dopo B6, rientriamo nella cosiddetta difesa ovest indiana. La difesa, qua ci sono tanti che si confondono tra la difesa est indiana e la difesa ovest indiana. Allora, l'ala di donna, dove ci sono le donne, è il settore ovest della scacchiera. L'ala di re è l'ala est della scacchiera. Di solito quando il nero fa il fianchetto a est, siamo di fronte a un'est indiana. Quando il nero fa il fianchetto ovest, siamo di fronte a un'ovest indiana. E il bianco gioca G3 per contrapporre un alfiere all'alfiere nero. Alfiere B7, alfiere G2. Ecco, a questo punto la mossa principale, le mosse principali, secondo la teoria, prevedono lo sviluppo dell'alfiere camposcuro nero, non so, alfiere E7, alfiere B4 scacco alternativamente. Questa partita il nero preferì C5 in modo da mettere sotto pressione il centro del bianco. Il piano del nero è essenzialmente cambiare un pedone centrale per un pedone laterale, cambiare il pedone C per il pedone D del bianco. Sembra che la strategia abbia senso, ma il nero ha fatto i conti senza una grandissima risorsa. Sembra che il pedone in D4 non possa avanzare, ma invece può farlo in puro stile Harakiri, in puro stile della ricerca del compenso di lungo termine. E qua Onishuk giocò la bellissima D5 senza paura. Il nero catturò il pedone una volta e a questo punto, qualora il nero non catturasse il pedone, il bianco lo consolida con un vantaggio di spazio schiacciante. Il nero decise quindi di catturarlo, ma è una cosa che non è nemmeno così semplice, perché per esempio su cavallo per D5, cavallo H4 e si genera un'inchiodatura decisiva del cavallo lungo la grande diagonale. Uno dei pezzi neri o il cavallo in D5 o l'alfiere in B7 cadranno. Notare che il nero non ha attacchi di scoperta, per esempio cavallo E3 contrattaccando la donna bianca perché e contrattaccando l'alfiere, perché il cavallo in H4 difende anche l'alfiere, quindi si potrebbe replicare con alfiere per E3 su alfiere per G2, cavallo per G2 e il bianco un pezzo in più. Dopo cavallo per D5, cavallo H4, il nero avrebbe partita persa. Il nero decise di sbarazzarsi del pedone in D5 con l'alfiere, con alfiere per D5, ma così facendo il bianco si avvantaggiò nello sviluppo giocando cavallo C3. Cavallo C3 è una mossa eccellente.
che continua appunto a sviluppare pezzi. Ora l'alfiere è attaccato e il bianco continua ad incrementare il suo vantaggio di sviluppo. Notare che di solito si potrebbe semplificare quando si ha vantaggio di materiale, ma in caso di alfiere per F3 questo alfiere sarebbe molto potente, il bianco avrebbe un grandissimo compenso, il bianco sviluppa tutti i pezzi, il bianco potrebbe addirittura creare un attacco sull'Aladire in questo modo, il controgioco, il compenso sarebbe devastante, anche una semplice 4 sarebbe ottima, il bianco starebbe molto meglio. Il nero scelse di mantenere l'alfiere campo scuro, l'alfiere campo chiaro, il bianco arroccò. A questo punto notiamo che in cambio appunto del pedone sacrificato il bianco ha un notevole vantaggio di sviluppo. Il nero continua qui con alfiere E7. A questo punto come continuare con il bianco? Il nero è pronto ad arroccare. Il bianco non ha tantissimo centro. Il vantaggio di sviluppo è un vantaggio di breve termine, ovvero è un vantaggio che può essere devastante nell'immediato, ma che potrebbe svanire nel giro di poche mosse se non si gioca con la sufficiente determinazione. Il bianco decise quindi di giocare la spettacolare E4, sacrificando un secondo pedone per continuare ad avanzare il pedone fino ad E5, dove darebbe molto fastidio al nero. In caso di arrocco corto, per esempio, il bianco potrebbe giocare anche prima cavallo H4 per portare il cavallo nella fortissima casella F5, per spingere in E5 e il bianco avrebbe un vantaggio gigante. Per esempio, su G6 per impedire cavallo F5 si può giocare E5 lo stesso, volendo, o prima alfiere H6 meglio, continuando a svilupparsi con tempo, torre 8 ed E5, e ora per esempio su cavallo H5 si può mettere il cavallo in F5 che è fortissimo, perché non dimentichiamoci che se il nero cattura il cavallo in F5 noi catturiamo il suo di cavallo, e qua il bianco ha davvero una posizione molto armoniosa, una posizione è chiaramente superiore. Se il nero giocasse D6, il bianco mette il cavallo in F5, l'alfiere in F4 con grandissimo gioco contro la debolezza in D6. Il bianco avrebbe i pezzi molto attivi, un compenso devastante per il pedone. Dopo i 4, quindi, l'avversario di Onishuk salì, decise di catturare il secondo pedone, perché no? Anche il nero crede nel materiale. In realtà anche il bianco crede nel materiale, però crede anche nel compenso di lungo termine, in stile appunto del corso Harakiri. Ecco, a questo punto, dopo cavallo per E4, il cavallo in E4 lascia sguarnita la casella in D5 che viene occupata dal cavallo bianco. Questo cavallo in D5 è fortissimo. Ora si vuole giocare torre 1, alfiere F4 per mettere il cavallo in C7. Davvero la posizione nera è molto difficile. In caso, per esempio, se il nero volesse semplificare con alfiere per, donna per, il nero si trova con le case bianche distrutte, molto deboli, e si trova con enormi problemi perché c'è tutto sotto, c'è la torre in A8 sotto, c'è il cavallo in E4 sotto e i problemi del nero sono decisivi. A questo punto il nero ha giocato una mossa che forse non è la più precisa, forse era meglio arroccare come è stato giocato in alcune partite per corrispondenza, e dove per corrispondenza per esempio si gioca meglio che a scacchi. Per corrispondenza praticamente c'è l'uomo con il motore che gioca contro un altro uomo e motore, no? E quindi ovviamente i livelli sono più alti, però anche per corrispondenza appunto il bianco ha ottenuto un grandissimo compenso, il bianco ha continuato con torre 1, alfiere F4 e ha vinto varie partite, il bianco ha una score favorevole anche in questa posizione perché il compenso continua a essere grandissimo. Notare che su alfiere per donna per ci sono sempre attacchi doppi, su D6 su D6 c'è il cavallo in presa, quindi no, se il nero ritira il cavallo c'è l'alfiere in presa, se il nero gioca F5, alfiere F4 continua ad esserci un attacco forte come in partita, quindi le cose non sarebbero così cattive per il nero, ma sarebbero comunque pessime.
Dopo D6, a questo punto il nero è vero che continua lo sviluppo, però D6 non mette al sicuro il re ed è stato forse non è stata una mossa di prima necessità. Il bianco è ora in grado di sviluppare appunto un gioco sicuramente decisivo. Il bianco qua giocò torre E1. Torre E1 è devastante perché entra in gioco la torre lungo la colonna E. E cosa può fare adesso il nero per difendersi? Perché se il nero ritirasse il cavallo, per esempio se il nero giocasse cavallo F6, l'alfiere in E7 cade. Anche torre per E7 sarebbe devastante. E in caso di, per esempio, non lo so, alfiere per D5, donna per D5, continua a esserci sotto tutto. Il nero giocò F5 per provare a consolidare la posizione del cavallo e a questo punto Onishuk inizia i fuochi d'artificio. Un bellissimo sacrificio momentaneo per aprire le linee. Questo probabilmente non era un sacrificio di breve termine, era un sacrificio calcolato nella sua interezza fino alla fine. Onishuk giocò cavallo G5, due punti esclamativi. Bisogna aprire la colonna E a qualunque costo prima che il nero termini lo sviluppo. Notare che se il nero arroccasse, il bianco catturerebbe in E4, recuperando il pedone in meno, e ora il bianco è anche pronto a sferrare un attacco devastante nell'ala di re. Davvero le chance del nero sarebbero pessime. Anzi, non, per esempio, è difficile difendersi per il nero qui. Se il nero gioca a G6, a parte che ci sono anche minacce contro i pezzi del nero, attacchi di scoperta, davvero la posizione nera crolla. E se il nero cattura di cavallo in G5, allora il nero perde perché il bianco può prendere in E7, poi in G5, davvero la posizione del nero crolla tutta. Il nero giocò alfiere per G5, il bianco giocò alfiere per E4. A questo punto, forse il nero avrebbe dovuto arroccare, ma arroccare avrebbe portato a una sconfitta inevitabile. Il bianco avrebbe vinto con alfiere per G5, donna per G5, e ora siamo a materiale pari, ma il bianco ha una combinazione vincente, un adescamento. Il bianco può giocare cavallo E7, scacco, attacco doppio. Se nero sposta il re perde l'alfiere in C6 e la partita, e su donna per E7, alfiere per C6 con attacco di scoperta sulla donna, attacco contro la torre, c'è di fatto un attacco simultaneo che dovrebbe portare il bianco alla vittoria. E forse alfiere D5 che crea un attacco di scoperta contro la donna imparabile, ancora più forte, e vince forse in maniera ancora più consistente. Il nero quindi catturò in E4, anche Salì sa che se bisogna morire è meglio morire con la pancia piena, e quindi cattura il pezzo per rimanere con un pezzo di vantaggio. Però lo scherzo che c'è dietro questa battuta che è meglio morire con la pancia piena in realtà nasconde una verità, cioè che se comunque abbiamo una posizione disastrosa a parità di materiale, è meglio avere una posizione rovinosa con del materiale in più, perché così almeno se l'avversario si sbaglia e non riesce a concretizzare il suo vantaggio, hai il rischio di perdere il finale. Quindi qua il bianco però non sbagliò, continuò con torre per E4. Il nero dovette spostare il re F8, su re D7, donna G4 sarebbe rovinosa, stavo per dire attacco quasi da matto, alfiere in presa, attacco doppio, ma è matto, quindi la partita è subito finita. Il nero continuò con re F8, a questo punto alfiere per G5, donna per G5, donna F3, scacco. Il nero giocò re G8, ecco, e a questo punto sembra che il bianco possa vincere, ma bisogna stare attenti a non cadere in controtrucchi. Sembra che cavallo E7 vinca, ma in realtà su cavallo E7 il nero gioca donna per E7 e qua questa diagonale frega un po' il bianco. Su torre per E7, alfiere per F3, il nero cattura la donna, è un vantaggio gigante, perché anche se poi il bianco cattura la torre, il nero completa lo sviluppo e con due pezzi per la torre, vari pedoni passati, il nero dovrebbe vincere il finale senza grandi ostacoli, quindi un trucco davvero diabolico. Se il bianco avesse dato lo scacco intermedio in B3, il nero sposta la donna parando lo scacco, quindi davvero
un trucco terribile, ma il bianco non si fa cogliere impreparato e continua l'attacco in maniera vigorosa con H4, mossa fortissima. Ora, in caso di donna per D5, in caso di alfiere per D5, il bianco da matto, anche H per G5 vincerebbe, perché dopo il bianco catturerebbe la donna, minaccia matto, minaccia la torre, insomma il bianco minaccia tutto ciò che è minacciabile. Ok, ma il matto è meglio. Dopo donna per D5 il bianco di nuovo vince con torre E8, è quasi matto, si può prendere, ma dopo donna per D5 scacco, cade la donna, cade la torre, poi cade tutto, il bianco un vantaggio di materiale decisivo, per via del guadagno della donna e degli altri pezzi. Il bianco allora giocò, nero giocò donna D8 perché la donna deve rimanere alla difesa della casa in E7 su donna H6 o donna in una casa attiva come D2, cavallo E7 è matto. Lo giocò donna D8, a questo punto il bianco giocò torre E7, 2 punti esclamativi, la mossa decisiva. Siamo alla mossa 19. Ecco, notiamo che se il nero cattura la torre, cavallo per E7 è matto. Se il nero cattura in D5, donna per D5, scacco, F8, donna F7 da matto. Se il nero gioca alfiere E8 per parare il matto in F7, segue cavallo F6. Su G per F6 seguirebbe donna G4 scacco, alfiere G6, donna E6, Re F8, donna per F6, Re G8 e matto dappertutto. Quindi dopo torre E7, nero per difendere il matto in F7 giocò donna F8 e il bianco giocò una mossa silenziosa che portò il nero all'abbandono, la semplice donna D3 e il nero abbandona. Siamo alla mossa 20 e in questa Coppa del Mondo, in questo torneo prestigiosissimo, il giocatore col nero è già obbligato ad abbandonare. Si minaccia un attacco, uno scacco doppio di scoperta con matto, cioè su una mossa qualunque, cavallo F6, matto, attacco doppio, se con la donna, se con l'alfiere. Donna per E7, cavallo per E7 darebbe al bianco un vantaggio decisivo sia in termini di materiale che di attacco. Qua, non so, il bianco inizia a mangiare tutto, no? Come a dama. Il bianco vince con la donna in più. In caso di alfiere per D5, donna per D5, il nero deve dare la donna e prendere matto. In caso di C4, donna per C4, non cambia nulla. Su B5 ora, per esempio, si può anche tornare indietro in B3, non cambia nulla, ma no, l'F6 è ancora bella. La peculiarità del scacco doppio con matto, la peculiarità dello scacco doppio è che anche se entrambi i pezzi sono in presa, persiste lo scacco con l'altro pezzo, quindi il nero non può catturarli entrambi e la partita finisce. Quindi secondo me è una partita stupenda di Onishuk, che ha usato vari sacrifici, per esempio il primo sacrificio di lungo termine, il secondo sacrificio di lungo termine, che era già stato giocato, però era una variante molto minore, quindi è molto facile dimenticarsi la teoria, probabilmente stava già pensando con la sua testa, e poi per concludere, cavallo G5 che è un sacrificio che dà un attacco decisivo estremamente bene calcolato, che appunto ha portato a uno dei capolavori di questa Coppa del Mondo. Spero che la partita vi sia piaciuta, grazie mille e a presto. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!